Studio Casa è un'impresa edile specializzata in ristrutturazioni e costruzioni secondo le più accurate e innovative metodologie. Con oltre 500 lavori eseguiti, l'azienda si colloca come leader nel panorama regionale, offrendo un'assistenza alla clientela dalla fase di progettazione e di sbrigo pratiche a quella della scelta dei materiali e della realizzazione delle opere. Forniture dirette dalle fabbriche, lavori in tempi certi con la massima qualità, certificazioni di legge e agevolazioni fiscali. Studio Casa, un unico interlocutore, un'unica garanzia, una scelta sicura. Amici di Directa Sport, buonasera dal Palavienna di Selargius, derby natalizio anche su questo campo, così come è stato ieri ad Alghero. Quest'oggi si affrontano però San Salvatore Selargius e Cus Cagliari per il girone nord appunto del campionato di Serie A2, una partita che vado a presentare in compagnia di Marco Mura, presidente del San Salvatore Selargius, di Andrea Ghiani, invece assistant coach, di Federico Sciascia. Iniziamo da quella che quest'oggi è la formazione ospite, ovvero il Cus Cagliari, che nell'ultimo turno ha subito una sconfitta abbastanza pesante dal punto di vista della classifica e del morale contro la Fanola San Martino. Come la squadra ha reagito a questa battuta d'arresto? La squadra ovviamente ha provato ad allenarsi al meglio possibile. Noi siamo venuti fuori da un periodo nero pieno di infortuni, per cui era ovvio che saremmo arrivati anche con partite un po' in riserva. Abbiamo provato a fare tutto quello che si poteva, in ogni caso la partita ormai è andata, ci interessa soprattutto provare a mettere tutto quello che abbiamo in questa. Non penso che le ragazze abbiano così il pensiero di risparmiarsi. In allenamento hanno provato a dare tutto quello che si poteva. Ai margini della zona playoff invece il San Salvatore Selargius, 2 sconfitte consecutive in questo caso, su questo campo una sorta di crollo contro Albino, una sconfitta ben più onorevole contro Castelnuovo Scrivia nell'ultimo turno, con 22 punti della nuova arrivata Rondinelli, che ha dunque esordito al meglio. La partita contro Albino non la prendiamo in considerazione, venivamo da una settimana dove c'è stato l'infortunio di Valentina Fabbri, già eravamo reduci da quello di Mia Masic. Nell'occasione poi è stata male anche Cinzia Arioli, quindi per noi è diventato un po' tutto difficile. A questo si aggiunge che le ragazze ovviamente non hanno trovato i loro punti di riferimento e hanno un po' mollato. Poi io non sono andato la settimana scorsa a Scrivia, però mi dicono che è stata una bellissima partita, le ragazze hanno giocato, hanno combattuto e poi ci sono stati questi 22 punti di Melissa che ovviamente vanno tutti confermati, visto che era la prima partita per lei. Noi siamo stati costretti, diciamo, a intervenire sul mercato perché ormai il roster si stava riducendo all'osso, quindi abbiamo portato Melissa, speriamo che si confermi. I presupposti ci sono e poi aspettiamo adesso a vedere quello che ci può dare. Cus, che anche nell'ultimo turno è sembrata squadra viva. All'inizio dell'ultimo quarto la partita contro San Martino era praticamente nelle vostre mani. Probabilmente il problema di questa squadra più che tecnico è psicologico. A 5 minuti dalla fine della partita sembrava ancora nelle nostre mani. Sì, qualche errore tecnico di troppo, diciamo, che ha condizionato la gara, qualche pallone buttato, qualche linea di lato pestata. Diciamo che poi fondamentalmente si prova anche a reagire, però non metti dentro 2 canestri, la partita va via. Questo è quello che è stato contro San Martino dei Lupari. Ma è anche vero che noi a Udine, a Vicenza e anche in altre occasioni la partita abbiamo provato a farla man mano che riuscivamo anche a recuperare le infortunate, come dicevo prima. Di sicuro la nostra è una squadra che si muove, che prova a fare le sue cose, e poi adesso dobbiamo cercare di puntellare un po' la nostra precisione in alcuni particolari. Uno di questi per esempio i palloni persi, perché il dato statistico è lampante.
È andato in scena, come dicevamo qualche minuto fa, il primo derby di questa giornata ieri tra Mercedes Alghero e Virtus Cagliari, una partita intensissima, una vera e propria battaglia. Quest'oggi il presidente Mura che partita si aspetta? Immagino un'altra battaglia. Ma io penso sarà una partita molto tranquilla, dove ovviamente ciascuno vorrà vincere, ma questa è la regola dello sport, ci mancherebbe altro. I rapporti tra le società sono ottimi, i rapporti tra le ragazze sono ottimi, ma poi vinca il migliore, cioè non dobbiamo esagerare, dobbiamo caricare di troppe tensioni queste partite, perché non serve, dobbiamo giocare, far giocare le nostre ragazze, che è uno degli obiettivi che noi abbiamo sempre detto. Poi ripeto, vinca il migliore, è la cosa più importante. Coach Ghiani, che partita si aspetta? Come? Che partita si aspetta? Ma anche io, come Marco, penso che le ragazze daranno tutto, le nostre e le loro, perché comunque i 2 punti sono importanti, loro per non farsi risucchiare indietro, noi per cercare di arrampicarci un pochino nel gruppo che non vuole retrocedere, nonostante l'atmosfera natalizia comunque sia ce le daremo, ma in maniera sicuramente molto sportiva. Credo che tutte e 2 le squadre proveranno con tutte le loro armi a portarsi via la partita, proveremo noi come loro qualsiasi situazione e soluzione. Questa allora era la presentazione della partita, grazie ai miei 2 ospiti, tra poco la palla 2 del match. La società Bartoli Figgeredi, con sede a Decimo Mannu, lungo la strada statale 130 al chilometro 14,300, esegue demolizioni industriali, recupero e trasporto materiali ferrosi e non, ritiro materie plastiche riciclabili e non riciclabili e servizio di pressatura. Per prenotare il ritiro dei tuoi materiali, chiama i numeri 340 10 29 181 oppure 346 86 34 752. Bartoli Figgeredi sostiene lo sport. Derby di fine anno per San Salvatore Selargius e Cus Cagliari, che al Palaviena chiudono il loro 2017, lo fanno in un momento non semplice per entrambe le formazioni. San Salvatore infatti 2 settimane fa inopinatamente crollato contro il Fassi Albino, e da poi perso anche domenica scorsa contro Castelnuovo Scrivia, lasciando per strada punti che sarebbero stati preziosi per restare nella zona playoff. Oltre ai risultati ci sono messi anche gli infortuni, oltre a Masic infatti finita KO anche Fabbri per una frattura al metacarpo. La situazione ha consigliato, come avete sentito nella copertina di presentazione realizzata con il presidente Marco Mura, di tornare sul mercato per inserire l'ala forte italo-canadese Melissa Rondinelli, arrivata subito con buon impatto da San Giovanni Valdarno. Cus Cagliari invece con 2 vittorie in stagione, alla seconda giornata contro Marghera e all'8ª contro il Fassi Albino, 4 sconfitte consecutive, l'ultima particolarmente grave in casa contro la Fanola San Martino, una partita che si era messa bene all'inizio nell'ultimo quarto, ma che poi ha visto le cagliaritane soccombere e scivolare all'ultimo posto in classifica. Derby che è iniziato, allora vi diamo conto dei quintetti iniziali schierati dai rispettivi coach: da una parte Fabrizio Staico, dall'altra Federico Sciascia, il San Salvatore Selargius, che si schiera con Ilenia Cordola, Cinzia Arioli che si prende subito il tiro da 3 punti e lo manda a segno. Ancora Anna Lussu, Francesca Mura ed Elia Gagliano. Per il Cus Cagliari ci sono invece Chiara Rossi, Eugenia Caldaro, poi ancora Giulia Sorrentino, Natascia Tomasovic ed Elena Borsetto. La circolazione sul perimetro per le cagliaritane, ora con Rossi, la partenza in palleggio mano sinistra accoppiata con Arioli, palleggio arresto e tiro morbidissimo per Rossi, molto interessante il suo duello all'interno della partita con Arioli. Dal palleggio schema testa chiamato da Arioli, subito la palla profonda per Gagliano che beffa Caldaro, canestro molto ben congegnato qui dal San Salvatore, anche con un pizzico di astuzia e di mestiere da parte di Arioli, che ha visto una linea di passaggio non capita dalla difesa avversaria. Prova a rispondere il Cus Cagliari con Rossi oltre l'arco, attende l'uscita dei blocchi di Sorrentino, palleggio, arresto e tiro dalla media distanza sul secondo ferro. Il rimbalzo è conquistato da Mura, che prova ad affondare la transizione per il San Salvatore, chiamata di schema corna ora per il San Salvatore, ricezione in post basso per Cordole, il taglio ottimo di Mura, perso dalla difesa del Cus Cagliari. Altri 2 punti facili da sotto per il San Salvatore, stavolta a opera Francesca Mura, vantaggio per 7-2 ora in favore del San Salvatore, che deve difendere contro questa offensiva delle ospiti
di Sorrentino con qualche difficoltà riesce a tornare in punta per Caldaro, gioca l'1 contro 1 centrale contro Gagliano che la stoppa e poi recupera il pallone offrendolo a Cinzia Arioli. Inizio di partita molto tosto da parte della squadra di Cada, 7 minuti e mezzo per chiudere il primo quarto col palleggio aperto. Arioli parte verso sinistra, step back e poi tiro dalla media distanza sbagliato, tiene vivo a rimbalzo Gagliano che continua a giganteggiare su Caldaro, va a subire il fallo e il primo della partita per Eugenia Caldaro, rimessa dal lato, anzi dal fondo per il San Salvatore con Arioli a rimettere. Si apre subito per la ricezione Gagliano che guarda il canestro, poi attende l'uscita di Arioli, palla subito indirizzata in post dove provava a farsi vedere Cordola, non riesce a ricevere la giocatrice nativa di Carmagnola. Ha già eseguito la rimessa dal fondo il Cus che torna in zona d'attacco con Chiara Rossi. Sta faticando a entrare in partita in queste primissime battute la squadra di Federico Sciascia che qui trova un buon tiro dalla media distanza a opera di Sorrentino. Precedenza aveva sbagliato, stavolta è andata a segno, accorcia sul -3 il Cus, 7-4 il punteggio. Il blocco di Gagliano, pick and roll con Arioli, il tiro dall'angolo a segno. Gagliano riesce a realizzare allora con continuità in questo avvio, ripristina il vantaggio di 5 lunghezze in favore del San Salvatore. L'uscita di Rossi, il blocco di Tomasovic che poi va a prendere posizione vicino a canestro, sputa fuori poi per la tripla dall'angolo di Sorrentino, errore, tocca a rimbalzo Caldaro, tiene vivo, poi riceve il passaggio di Tomasovic, va a segno lavorando bene all'interno dell'area dei 3 secondi con il canestro del -3, 9-6 il punteggio. Parlavamo di intensità nella presentazione di questa partita, la contesa fino a questo momento si sta dimostrando davvero molto interessante dal punto di vista anche dei ritmi. Intanto c'è un altro fallo speso dalla difesa universitaria, è il secondo in questo primo quarto di gioco. Ricordiamo anche due arbitri di questa partita, si tratta di Emilù Mura di Cagliari e di Francesca Finazzi di Milano. Rimessa d'attacco eseguita dal San Salvatore con Arioli, guarda dentro ancora per Cordola, stavolta beffata Tomasovic. Con questo schema il San Salvatore ha già bucato 2 volte all'interno di questa partita la difesa del Cus. Osserva coach Sciascia in panchina che immaginiamo andrà a rimediare qualche adeguamento tattico ben presto. Attacca il canestro intanto Sorrentino in maniera molto aggressiva, pallone sporcato in maniera regolare, allora rimessa dal fondo per il Cus con Rossi che va a dialogare con la signora Finazzi di Milano per qualche fischio arbitrale non arrivato a suo giudizio in precedenza. Tomasovic si apre per la ricezione oltre l'arco, esce Sorrentino che poi guarda verso Borsetto, deve però stare attenta contro la pressione di Anna Lussu. Borsetto fuori per Rossi, un secondo per il tiro del Cus che non riesce però a tirare per merito, direi, di un'altra difesa molto molto aggressiva da parte del San Salvatore che ha approcciato questa partita così come si deve fare in occasione di un derby, davvero con tanta cattiveria agonistica e tanta concentrazione. Il taglio di Arioli fa saltare Borsetto che però poi è brava a tornare sul pallone. Il fallo di Cordola non permette al Cus di affondare subito la transizione. Siamo quasi a metà del primo quarto, il San Salvatore è avanti di 5 lunghezze sull'11-6, rimessa dal lato in zona difensiva per la squadra universitaria con Chiara Rossi sempre in possesso del pallone. Caldaro poi per Sorrentino è accoppiata con Lussu, il taglio lungo la linea di fondo di Borsetto che poi va a bloccare per Tomasovic, il pick and roll con Rossi, la palla in mezzo angolo per Caldaro, tiro da 2 punti realizzato da Eugenia Caldaro, la giocatrice ex Vicenza, allora permette al Cus di accorciare sul -3, 11-8. Qui Gagliano non può ricevere, c'è l'uscita aggressiva di Caldaro, la marcatura d'anticipo intelligente di Tomasovic a negare la ricezione di Cordola. Attacca Rossi fronte a canestro, accoppiata con Cinzia Arioli, arriva Tomasovic, finta il blocco, poi taglia forte verso canestro, l'aiuto difensivo puntuale di Cordola che va a intercettare il pallone, rimessa dal fondo sempre per il Cus Cagliari.
con Borsetto in questo caso a eseguire il primo quarto, che sta scivolando via, come detto, con ritmi molto alti, anche in maniera abbastanza veloce. 4:37 per andare al primo mini intervallo. Borsetto a eseguire la rimessa dal fondo, si apre Rossi poi per ricevere ancora un tiro dalla media distanza, stavolta un pizzico di sfortuna per la giocatrice nativa di Montevarchi. Il rimbalzo conquistato dal San Salvatore, schema testa per Arioli che attende l'arrivo di Gagliano, poi c'è il taglio di Cordola, ricezione per la lunga Algherese, vuole giocare per la ricezione profonda di Cordola, che rimane però un po' troppo all'interno dell'area dei 3 secondi a giudizio di Emilu Mura di Cagliari. Allora pallone consegnato al CUS per le proteste da parte di coach Fabrizio Staico. Rossi a lavorare dal palleggio, Tomasovic si fa vedere in post basso, l'uscita di Borsetto che fa poi circolare per Sorrentino, esce in angolo Rossi, vuole prendere il centro dell'area, la via è ostruita, l'aiuto di Arioli è regolare, poi Caldaro che fa saltare Gagliano, arresto e tiro dall'angolo sbagliato con rimbalzo poi che è preda di Gagliano. Si guarda le braccia, stanno arrivando non pochi colpi là sotto, si sta lottando come detto con tanta energia. Cordola qui con forse un po' troppa rilassatezza, cercava un passaggio di riapertura dopo aver conquistato il pallone. Tomasovic in penetrazione centrale sbaglia, poi Mura prova a correre in contropiede, coinvolta Lussu, penetrazione al solito rapidissima per il capitano del San Salvatore, che si fa trovare pronta, canestro del 13-8, nuovo più 5, e questo il vantaggio del San Salvatore. In più riprese all'interno di questo primo quarto, Caldaro gioca dal post basso, ancora una stoppata da parte di Gagliano, pallone sul fondo, 6 secondi per il tiro del CUS, ancora proteste da parte di Rossi che non è contenta del metro arbitrale adottato fino a questo momento. Borsetto la richiama all'ordine, tutto pronto per la ripresa del gioco, si fa vedere proprio Rossi per la ricezione, linea di passaggio sporcata dall'intervento di Gagliano che riesce però solamente a toccare, ancora rimessa per il CUS, stavolta da zona laterale, sempre Rossi a eseguire. 3 minuti 2 secondi da giocare in questo primo quarto. Borsetto riceve il pallone, è pronta Tomasovic a bloccare, spara da 3 punti Borsetto sul primo ferro, però allora dopo il rimbalzo corre in campo aperto Lussu, campo che però non è veramente aperto perché c'è il rientro difensivo del CUS da 3 punti. Intanto a segno Delia Gagliano, 16-8 San Salvatore, e massimo vantaggio all'interno di questo primo quarto. Ora prova a farsi sentire anche il pubblico di casa. Borsetto dal palleggio, costretta a scaricare per Caldaro, il tiro dall'angolo che si arrampica sul ferro e poi entra. -6 CUS, 16-10. Ancora schema corna chiamato da Arioli. Mura, la linea di passaggio però anticipata da Caldaro, fa saltare Gagliano, sbaglia forse con un pizzico di timore, avrebbe potuto lavorare in avvicinamento a canestro, invece ha preso il tiro in allontanamento Caldaro, in questo caso tripla senza ritmo sul secondo ferro per Arioli, che però può prendere questo genere di conclusioni. Dall'altra parte c'è Rossi, arresto e tiro dalla media, sbagliato Tomasovic, a rimbalzo non può controllare, Cordola lancia in contropiede Gagliano, c'è Arioli che attacca il canestro, il tiro in reversa alzando tantissimo la parabola è sbagliato. Arioli ancora dentro per Gagliano, a sportellate con Rossi, errore con Borsetto che recupera il pallone, vuole attaccare con calma il CUS Cagliari. Ultimi 90 secondi del primo quarto, vantaggio per chi difende, 6 lunghezze sul 16-10. Caldaro accoppiata con Cordola, Tomasovic fa poi circolare per Rossi, si lavora per l'uscita di Caldaro, c'è invece Sorrentino in punta, un po' bloccato l'attacco del CUS, stava per recuperare il pallone Cordola, scade ancora una volta il cronometro dei 24 secondi. Intanto è tutto pronto per l'esordio al Palavienna di Selargius di Melissa Rondinelli, che va a rilevare Delia Gagliano alla pivot italo-canadese, originaria dell'Ontario, classe 1991, arriva dalla breve parentesi in quel di San Giovanni Valdarno dopo gli esordi in patria in Canada.
ha avuto varie esperienze in Europa, in Francia, in Germania, l'ultima a Ostenda in Belgio, con cifre assolutamente lusinghiere, così come sono state lusinghiere le sue cifre nel corso dell'esordio la scorsa settimana in quel di Castelnuovo Scrivia. 22 punti a referto per lei, che però purtroppo non sono bastati al San Salvatore per cogliere il risultato in terra piemontese. Intanto dietro la schiena 2 volte Rossi segna, il canestro è buono secondo l'interpretazione di Finazzi, e allora accorcia il CUS sul -4, 16-12, con l'opportunità per Chiara Rossi di completare il gioco da 3 punti. Tutto pronto per l'ingresso in campo della specialista difensiva del CUS Rachele Niola, in canota numero 15, sta per rispondere coach Fabrizio Staico con Michela Laccorte, che andrà a rilevare Francesca Mura. Partita anche quest'oggi in quintetto, riceve il 5 del suo staff tecnico, la classe 2000 del San Salvatore. Tutto pronto per il libero aggiuntivo di Chiara Rossi, che sta viaggiando a 12,9 punti e 3,3 rimbalzi di media, tira i liberi con il 79%. Questo va dentro. Attenzione al CUS che torna sotto dal -8 al -3, dunque parziale aperto di 5-0 in favore della formazione ospite. Lussu lavora dal palleggio, agisce in questo caso in posizione di playmaker, si apre per ricevere Arioli. Ultimi 27 secondi del primo quarto. Arioli che lavora sul blocco di Rondinelli, va dentro in penetrazione con la mano sinistra, intervento di Borsetto che non è solo sul pallone secondo l'interpretazione arbitrale. Allora Arioli è pronta in lunetta. 23 secondi e 4 decimi. Intanto per la conclusione del primo quarto abbiamo detto Arioli in lunetta, con il primo che va dentro. Arioli segna anche il secondo, 11,2 punti di media con 4 rimbalzi e 3,4 assist all'interno di questa stagione. 18-13 più 5 ripristinato dal San Salvatore. Sorrentino guarda il canestro, poi va dentro in penetrazione molto aggressiva, ma sbaglia. Il rimbalzo di Rondinelli, 6 secondi, può prendere un tiro con calma il San Salvatore, che si vuole affidare ad Arioli. Poi Laccorte, arresto e tiro che si infrange però sul secondo ferro. Allora dopo il primo quarto di gioco al Palaviena di Selargius, in questo derby prenatalizio, il vantaggio delle padrone di casa con il punteggio di 18-13. Directa Sport, le tue partite in diretta streaming. Directa Sport è la nuova web TV sarda dedicata agli eventi sportivi regionali: calcio, basket, volley, atletica leggera e danza sportiva. Con Directa Sport decidi tu quando e dove vedere vincere la tua squadra del cuore. Se anche tu vuoi trasmettere il tuo evento su www.directasport.it, chiama il 347 45 41 255 o invia una mail a directasport@gmail.com. Con Directa Sport sei sempre al fianco dei tuoi campioni. Inizia il secondo quarto, primo possesso per il CUS con la chiamata a testa da parte di Niola. Tomasovic ancora per Niola, poi il taglio della giocatrice bosniaca accoppiata con Cordola, prova a lavorare con il fisico, sbaglia mandando sul tabellone il tiro. Il rimbalzo di Cordola, Lussu prova a controllare in qualche modo, non riesce però a salvare questo pallone. Allora la rimessa in attacco sarà ancora per il CUS Cagliari, che prova a riacciuffare il San Salvatore, subito protagonista di una partenza lanciata all'interno di questa partita, vantaggio di anche 8 lunghezze nel primo quarto, poi ricucito con un parziale di 5-0 da parte del CUS. Partita molto intensa, contrassegnata dall'intensità difensiva, direi fino a questo momento, mostrata dalle padrone di casa, che sono andate anche a segno con buona continuità in zona d'attacco, lavorando bene sia con le proprie lunghe che anche con il tiro dalla lunga distanza. Intanto esce Caldaro ed entra in campo l'ex di giornata Giulia Ridolfi con la canota numero 3. Persa Niola intanto sulla rimessa, riesce a riaprire poi per Sorrentino, errore per la giocatrice in canota numero 6 chiamata Pollice per Anna Lussu. Rondinelli si porta subito sul lato opposto e va a bloccare per l'uscita di Laccorte, penetrazione centrale immediata di Laccorte che segna con il fallo, potrà andare in lunetta con il libero supplementare.
si sviluppa bene anche qui il gioco d'attacco del San Salvatore, il blocco di Rondinelli sul lato debole, l'uscita aggressiva di Laccorte che ha battuto sul primo passo la sua avversaria tenendo poi bene il contatto, ha realizzato anche il libero aggiuntivo, 3,2 punti di media in questa stagione, circa 20 minuti in campo per lei, sempre elemento prezioso in uscita dalla panchina, gioco da 3 punti che permette al San Salvatore di scavare ancora un mini solco sul 21-13. Tomasovic non riesce a imitare l'avversaria, qui subisce il fallo, dovrà accontentarsi però di 2 tiri liberi. Natasha Tomasovic, la sua prima stagione in Italia. Intanto ci sono degli altri cambi, esce Arioli, torna Gagliano, esce Sorrentino invece per il CUS, torna Chiara Rossi. Dicevamo Natasha Tomasovic, giocatrice di buon talento sia fisico che tecnico, giocato in patria nell'Orlovi Banja Luka, squadra della 1 bosniaca con medie importanti, 16,7 punti, 7 rimbalzi, 4 assist, dunque anche buona passatrice. Realizza il tiro libero, sta viaggiando a 8,4 punti e 10 rimbalzi di media con il 77% ai liberi. 21-14 il punteggio. Gagliano palleggia restittivo dall'angolo con errore. Il rientro difensivo del San Salvatore che è buono, però non riesce ad attaccare in transizione il CUS. Tomasovic attacca dal palleggio Rondinelli, fallo della giocatrice italo-canadese. 8 minuti 36 secondi ancora da giocare nel corso del secondo quarto qui al Palavien di Selargius nel derby della 13ª giornata del campionato di Serie A2 femminile. Girone Nord, Tomasovic da 2 punti dall'angolo scheggia il primo ferro, rimbalzo lungo di Cordola, poi prova a correre Lussu dall'altra parte, si fa vedere Laccorte che poi restituisce palla al suo capitano, oltre l'arco c'è Gagliano, si avvicina a Cordola, Gagliano che poi batte Niola facilmente dal palleggio, Niola che si attendeva il blocco a destra. Gagliano però è stata molto furba in questa circostanza, l'ha battuta subito col primo passo aggressivo verso sinistra, canestro del 23-14 San Salvatore. Borsetto prova a prendere il centro dell'area, Gagliano va a cercare il pallone, trova però anche il polso della giocatrice ex Alpo e dunque rimessa dal fondo CUS con 8 minuti e spiccioli da giocare nel secondo quarto. Borsetto chiama lo schema, dà indicazioni a Rossi, il blocco di Ridolfi che poi si apre per la ricezione, vorrebbe lavorare in avvicinamento contro Laccorte, serve poi Tomasovic che apre verso Borsetto da 3 punti, canestro importante questo per il morale del CUS, rimane sempre aggrappato a questa partita. Ancora chiamata corna intanto per il San Salvatore con Lussu, blocca Rondinelli ancora per l'uscita di Laccorte, stavolta accoppiata con Rossi. Rondinelli per la giocata di pick and pop, alza la parabola, segno Michela Laccorte, un fattore al momento del suo ingresso in campo. 25-16, ottimo apporto della giocatrice in canotta numero 21. Rossi per Borsetto, il taglio dentro di Niola, appoggia al vetro, si divora un canestro che sembrava fatto per la disperazione della sua panchina. Rondinelli a inseguire il pallone, l'ultimo tocco è stato della sua avversaria, rimessa dal fondo per il San Salvatore. Allora, mentre è pronto un altro cambio, torna Sorrentino per il CUS, esce Borsetto e time out in campo chiamato da coach Fabrizio Staico. Rimette dal fondo il San Salvatore, un pallone abbastanza difficile da controllare per Lussu che riesce comunque a offrire per Gagliano, ribaltato il lato, poi ancora in punta Lussu offre la sfera a Cordola, si va dentro da Rondinelli, 7 secondi per il tiro del San Salvatore, buono il movimento di Rondinelli che riesce a guadagnare un vantaggio su Sorrentino, costretta a spendere il fallo. 2 liberi per Melissa Rondinelli, abbiamo detto novità in casa San Salvatore. Ha girovagato tanto in Europa, in Francia con il Roquebrune, in Germania con il Leymen e poi come detto a Ostenda in Belgio, 18 punti, 7 rimbalzi di media. Tanto ha sbagliato il primo tiro libero. A San Giovanni Valdarno invece stava facendo registrare 8,7 punti e 5,3 rimbalzi di media.
più 10 intanto San Salvatore, 26-16. Tomasovic per Sorrentino, prova a ricucire ancora una volta la squadra universitaria. Ridolfi chiude il palleggio, un passaggio di riapertura abbastanza rischioso e prevedibile direi per Niola. Prova a correre Lussu, arresta con il palleggio Gagliano, un passo d'incrocio, situazione un po' intricata, riesce in qualche modo a recuperare il San Salvatore, un pizzico di frenesia di troppo per Ridolfi probabilmente in questa fase della partita. Rondinelli lavora in avvicinamento a canestro, il suo tiro dopo il giro sul perno è però sbagliato. Allora Rossi in angolo, tanto spazio per Niola che non è una tiratrice, che però di tanto in tanto può mettere anche questa conclusione nell'ultima circostanza, un po' battezzata dalla difesa del San Salvatore. 6 minuti all'intervallo lungo, attacca la squadra di casa forte delle 10 lunghezze di vantaggio sul 26-16. L'uscita dal blocco di Lussu, vorrebbe attaccare il canestro ma c'è la buona difesa di Rossi. 3 secondi per il tiro del San Salvatore, fallo ingenuo speso da Niola con giallonere che erano abbastanza in difficoltà a questo punto. Può riorganizzare le idee il San Salvatore. 14 secondi per il tiro, secondo fallo di squadra per il CUS all'interno di questo secondo quarto. Buona, lo sottolineiamo con piacere, la cornice di pubblico per questo derby al Palavienna. Cordola prova a lavorare contro Tomasovic, sbaglia il tiro, il tap out a rimbalzo innesca però Rondinelli da 3 punti, la corte, primo ferro, vola a rimbalzo però Cordola che offre l'extra possesso al San Salvatore. Rondinelli rischia la palla persa, poi si butta dentro, alza la parabola, segna in sottomano. Nuovo massimo vantaggio nella partita per il San Salvatore sul più 12 con Melissa Rondinelli. Non rapidissima, non esplosiva nei movimenti, ma sa lavorare bene sfruttando l'esperienza, sfruttando la sua tecnica individuale davvero notevole. La giocatrice originaria di Sarnia. Nel lontano intanto il taglio dentro di Lacorte, sbagliato il tocco a rimbalzo e di Tomasovic, dunque il San Salvatore può ancora attaccare. Coach Sciascia ora chiede maggiore attenzione alle sue ragazze e sulla situazione di più 12 San Salvatore, 28-16 a 4,57 dalla conclusione del secondo quarto, va a chiamare il time out. Rimette dal fondo il San Salvatore con Arioli, uscita di Rondinelli, attaccata molto forte da Sorrentino, il post basso di Cordola, buono il giro dorsale contro Tomasovic, sbagliato però il tiro in reverse. Siamo entrati nella seconda metà del secondo quarto, c'è spazio qui per il tiro dall'angolo di Sorrentino, sbagliato ancora una volta a rimbalzo con più energia di tutti, Ilenia Cordola, schema a testa per Arioli che oltrepassa la metà campo e attende l'arrivo di Rondinelli. Rossi va a cercare il pallone in maniera molto aggressiva. 7 secondi per il tiro del San Salvatore che non è entrato benissimo in questo gioco offensivo. Ancora la partenza di Rondinelli, non rapidissima ma efficace, mette in difficoltà la sua marcatrice, fallo speso, è il quarto di squadra per il CUS e dunque dal prossimo si andrà a tirare. C'è la corte pronta nella zona delle operazioni per il San Salvatore, rimesso il pallone per Arioli, la finta di passaggio e poi il suggerimento in punta per Gagliano da 7 metri sul primo ferro, la giocatrice ex Mercedes Alghero. Tomasovic a rimbalzo, lavora bene per il CUS, ribaltato il lato in maniera rischiosa per Ridolfi da 3, una tabellata per la giocatrice umbra, poi va anche a spendere il fallo. Ridolfi doveva prendere quel tiro, mani un po' fredde per lei nell'ultimo caso su questo campo con la canotta della Virtus Cagliari, è stata decisiva in una serie di play out, vedremo se sarà importante anche nella storia di questa partita. Giulia Ridolfi, intanto il primo libero realizzato da Cinzia Arioli, abbiamo detto 89% ai liberi per lei in questa stagione, fa 1 su 2 con il rimbalzo che è preda di Tomasovic, più 13 San Salvatore che è comunque riuscito ad allungare di un altro punticino il proprio margine di vantaggio. Tomasovic lavora per la finta di consegnato verso Rossi, non trova spazio, allora deve tornare fuori verso il proprio playmaker, accoppiato con Arioli, il cambio difensivo accettato da Cordola che va a cercare il pallone. Un secondo per il tiro del CUS, pesca il jolly Giulia Ridolfi, canestro del 29-18, meno 11
Cus che ora si schiera a zona, fronte pari, e questa è la scelta di Federico Sciascia, persa lungo la linea di fondo. Cordola che segna, subisce il fallo e ancora potenziale gioco da 3 punti per il San Salvatore. Non il primo possesso difensivo con la zona anche importante per il Cus, subito dimenticata Cordola lungo la linea di fondo, sbagliato il libero aggiuntivo, ma lei stessa recupera il rimbalzo. Stavolta c'è un problema allora dal punto di vista della concentrazione per il Cus. Il tiro dall'angolo a segno per Cordola. Ora dominano le ragazze di coach Staiko sul 33-18, 3-10 per andare al riposo. Il Cus cercherà di arrivarci nelle migliori condizioni possibili per poi organizzare un tentativo di rimonta nel corso del secondo tempo. La partita è lunghissima, ma sono in difficoltà le cagliaritane. Tomasovic, arresto e tiro di Ridolfi, un po' forzato forse in questo caso. Conquista il rimbalzo Arioli, che poi lavora con calma chiamando lo schema pollice, sempre a zona il Cus. Tiro da 3 per Rondinelli, corto. Tomasovic si avventa sulla carambola, poi il passaggio di apertura per l'ex Virtus Chiara Rossi, riapre poi ancora per Tomasovic, step back, c'è l'uscita aggressiva di Cordola, si rinizia da Rossi, 10 secondi per il tiro. Rossi palleggia, arresto il tiro dalla media, la specialità della casa, va a segno Chiara Rossi per il meno 13, 33-20. Ancora Arioli lavora con calma, la corte, guarda il canestro, si lavora ora con l'attacco alla zona. Particolarmente importante il lavoro delle lunghe, questo genere di attacchi. Gagliano recupera il rimbalzo, poi è andata a calpestare la linea di fondo. Il momento di mettere palla per terra, palla persa allora dal San Salvatore, mentre è pronto il ritorno in campo di Lussu. Esce la corte, soprattutto nei primi minuti in campo ha fornito, come abbiamo più volte sottolineato, un apporto molto positivo. Michela Laccorte esce tra gli applausi, 1:55 da giocare nel secondo quarto. Schema maglia per Rossi, Tomasovic ancora per il suo playmaker, si fa vedere reclamando palla sul lato debole Ridolfi. Tomasovic guarda proprio il taglio di Ridolfi, giro dorsale su Gagliano, poi Caldaro fuori per Borsetto, si crea un palleggio arresto di tiro allo scadere dei 24 che però viene rifiutato dal secondo ferro. Ultimi 90 secondi del secondo quarto, Arioli attacca per il San Salvatore, c'è Rondinelli in lunetta che ora si apre per ricevere, guarda il canestro, Tomasovic per un istante si sbilancia, Cordola riapre per Gagliano, potrebbe prendere la tripla frontale, la tripla la prende Rondinelli, a segno per il più 16 San Salvatore, 36-20 il punteggio che ingresso dalla panchina anche per Rondinelli. Ultimo minuto del primo tempo, il Cus cerca di ritrovare, meglio di trovare forse per la prima volta in questa partita un po' di sicurezza in zona d'attacco con il San Salvatore che ha difeso in maniera davvero arrembante. Gli va a spendere il fallo Rondinelli su Caldaro, proverà magari a metterla in difficoltà partendo fronte a canestro. La lunga veneta, esce Rondinelli, anche lei applaudita giustamente dal pubblico. Torna Francesca Mura, ridisegna il suo quintetto coach Fabrizio Staiko, mentre è tutto pronto per l'esecuzione dalla lunetta di Eugenia Caldaro. 73% ai liberi in stagione per lei, sbaglia il primo, 10,9 punti, 5,5 rimbalzi di media per la giocatrice classe 96 arrivata da Vicenza. Una lunga militanza per lei, la squadra biancorosa, poi anche l'esperienza a Sarcedo nel 2014-2015, quindi la Spezia. 36-21 il punteggio mentre attacca il Cus con Rossi. La pressione di Lussu, passo d'incrocio di Rossi verso Caldaro che però non riesce a concludere in linea di fondo con errore per Borsetto. Si lotta furiosamente su questo pallone recuperato da Caldaro per il 36-23, nuovamente sul meno 13 il Cus. Attacca ora Arioli dal palleggio, Mura offre la sfera a Cordola che però poi si addormenta sul pallone. Cus prova a prendere l'ultimo tiro, ci sarebbe tutto il tempo. Quando Borsetto ha recuperato il pallone mancavano circa 3 secondi,
sfera poi un po' sparacchiata in avanti, 7 decimi. Vedremo se il San Salvatore riuscirà a mandare per aria la preghiera. Ci prova Arioli, non c'è spazio però per il palleggio. La preghiera in ogni caso era stata sbagliata dalla giocatrice proprio ex CUS Cagliari, a lungo capitano anche in Serie A1 del CUS. Termina il primo tempo, vantaggio per un ottimo San Salvatore con il punteggio di 36-23. La società Bartoli Figeredi, con sede a Decimo Mannu, lungo la strada statale 130 al chilometro 14,300, esegue demolizioni industriali, recupero e trasporto materiali ferrosi e non, ritiro materie plastiche riciclabili e non riciclabili e servizi di pressatura. Per prenotare il ritiro dei tuoi materiali, chiama i numeri 340 10 29 181 oppure 346 86 34 752. Bartoli Figeredi sostiene lo sport. 14 su 31 complessivo al tiro, 45% per il San Salvatore, 10 su 32, 31% invece per il CUS Cagliari, 3 su 8 da 3 per il San Salvatore, 0 su 3 invece in questo primo tempo per il CUS, 25 a 16 invece il conto complessivo a rimbalzo in favore della squadra di casa. Sono questi alcuni numeri interessanti della prima frazione di questo derby valido per la 13ª giornata del campionato di Serie A2 femminile di basket Girone Nord, che fino a questo momento sta sorridendo con merito, direi, al San Salvatore, in vantaggio sul 38-23 contro il CUS un po' spento nel corso della prima frazione. Ci si attendeva una squadra col coltello tra i denti per riscattare l'ultima sconfitta interna contro la Fanola San Martino, uno scivolone abbastanza importante negativo per le ragazze di coach Federico Sciascia, che però fino a questo momento non hanno trovato la reazione che ci si attendeva contro un avversario che però ha giocato davvero una gran partita, direi sostanzialmente priva di sbavature importanti fino a questo momento. Errore dalla lunga distanza con il rimbalzo conquistato dal San Salvatore. Diamo un'occhiata anche al tabellino personale di alcune giocatrici. Gagliano con 9 punti, Cordola con 8 nelle fila del San Salvatore, invece sono 9 i punti di Caldaro. Intanto arriva il tiro dall'angolo realizzato da 2 punti in questo caso per il San Salvatore, ancora Gagliano sempre più protagonista. Allora dicevamo 9 punti per Caldaro, 7 per Rossi nelle fila del CUS Cagliari. CUS che attacca ora con Sorrentino, tentativo di scarico per Tomasovic, errore in avvicinamento, non una serata semplice fino a questo momento per la bosniaca. Prova Arioli ad andare dentro per Cordola, poi si cerca Lussu, fischio arbitrale, palla persa dal San Salvatore. 8 minuti 5 secondi per andare all'ultimo mini intervallo in una partita che sembra sempre più in controllo della squadra allenata da Fabrizio Staico, più 17, massimo vantaggio sul 40-23. È stato fino a questo momento un secondo tempo di marca giallonera, meglio primi 2 minuti del secondo tempo di marca giallonera. La partita è ancora lunghissima. Qui Ridolfi senza il fallo nel duello tra numeri 3 con Cordola, sbaglia poi Mura a condurre l'azione offensiva del San Salvatore, deve arrestarsi sulla pressione di Rossi. È tornato a uomo il CUS, qui pescato il taglio lungo la linea di fondo di Cordola, il giro dorsale su Ridolfi che però difende bene in questo caso, l'arresto, il tentativo di tiro di Lussu, c'è il fallo, un tocco sul gomito di Anna Lussu al momento del tiro. È il primo fallo di squadra in questo terzo quarto per il San Salvatore. È pronta Francesca Mura a eseguire la rimessa, ancora senza canestri dal campo la giocatrice in canotta numero 7, protagonista però anche lei di un buon approccio alla gara. Cordola lavora contro Ridolfi, il giro sul perno, il tiro mandato per aria è sbagliato, lei stessa però recupera il rimbalzo e il fallo antisportivo di Sorrentino nell'interpretazione arbitrale. 2 liberi più possesso allora per Ilenia Cordola, molto spesso difficile da contenere per la difesa del CUS Cagliari. Colpevole, come detto, è Sorrentino che va a uscire con problemi di falli a questo punto la giocatrice ex Napoli e Chieti. Allora Cordola è pronta in lunetta, il primo libero è sbagliato, Cordola tira i liberi non benissimo, 58%, 8 punti, 6 rimbalzi di media
per la giocatrice ex Fixi Piramis Torino, formazione con cui ha trovato anche la soddisfazione dell'approdo in Serie A1. 40-23, si rimane questo punteggio al Palaviena, mentre tutto pronto per la rimessa eseguita da Mura. Trovata Lussu, che accoppiata con Niola prova ad alzare un po' il ritmo della difesa il Cus in questa fase molto difficile della partita. Non si completa il gioco a due tra Cordola e Arioli, prova ad affondare la transizione Caldaro, che però è poi costretta ad attendere l'arrivo di Rossi. Borsetto fa circolare per Niola, post basso di Ridolfi, riapre fuori per Niola, battuta lungo la linea di fondo. Lussu molto sfortunata qui, Niola che aveva trovato un'ottima iniziativa personale con il tiro in reverse che sembrava essere stato bevuto dal ferro. Arioli con il passaggio in angolo per Mura, anche lei sfortunata, si dispera il pubblico di casa. Corre Rossi dall'altra parte, vede ancora una volta Niola, apre fuori per Ridolfi, circolazione perimetrale insistita del Cus. Borsetto poi prova a prendere la penetrazione, chiede un fallo, probabilmente non ha tutti i torti coach Federico Sciascia, che è in odore di fallo tecnico, si avvicina. Ora Emilu Mura, non arriva il fallo tecnico, arriva un richiamo verbale per coach Sciascia. Esce Arioli, entra la Corte, ripetiamo, probabilmente non aveva tutti i torti la panchina del Cus nell'ultimo caso. Si riprende sempre con il punteggio inchiodato sul 40-23 più 17. San Salvatore aggressiva su questa linea di passaggio. Caldaro va a un passo dall'anticipo, la Corte per Cordola, guarda in angolo dove c'è Gagliano, si apre Mura che però non può ricevere. Vorrebbe Cordola giocare per la ricezione vicino al canestro di Gagliano, c'è il fallo subito dalla giocatrice algherese, rimessa dal fondo per la Corte. 6 minuti 4 secondi per andare all'ultimo mini intervallo. Si sbraccia perché vuole il pallone Lussu, un pallone non semplice da raggiungere, va subito dentro, battuta nell'1 contro 1. Niola, 2 punti, firma del capitano del San Salvatore per allungare ancora le mani su questo derby. 42-23 più 19, nuovo massimo vantaggio San Salvatore. Rossi arresta il palleggio, cerca e trova poi Caldaro, penetrazione con la mano destra, trova 2 punti di caparbietà e di rabbia Eugenia Caldaro. Intanto corre Lussu, attirata su un raddoppio, ne viene fuori bene la Corte. Poi Mura, extra pass, Lussu dentro, ancora canestro. È un gran San Salvatore questa sera. Applaude coach Staico, applaude la panchina, applaude anche Valentina Fabbri, che non lo avevamo ancora detto, ma è un'assenza importante, importantissima per la squadra di casa, al pari di Mia Masic. Intanto Cus prova a scuotersi, tripla di Niola, senza ritmo ma a segno. Rachele Niola prova a rianimare la sua squadra, sperando che non sia troppo tardi. 44-28, rush anche da parte di Anna Lussu nell'ultimo caso. Qui Mura, fermata da Niola, riesce comunque a ottenere la rimessa dal lato. La Corte riceve, poi restituisce a Mura. Cordola, spalle a canestro contro Caldaro, ribaltato il lato per Gagliano, è tornata a zona intanto il Cus dall'angolo. Lussu a segno da 2 punti, dovrebbe essere così in questo caso. Anna Lussu, 46-28 recita il tabellone del Palavienna, e ancora Anna Lussu sugli scudi in questo terzo quarto. Intanto errore per Rossi, poca fiducia e un pizzico di frenesia ora per il Cus, che vorrebbe con tutte le proprie forze rimettere in piedi questa partita, ma lo sta facendo con lucidità relativa. Non è semplice del resto quando si arriva da una serie abbastanza lunga di risultati negativi. Intanto esce Borsetto, torna Tomasovic, che non ha tenuto fede alle proprie importanti medie statistiche in questa partita. Sta per tornare anche Rondinelli per il San Salvatore, uscirà Mura. 2 liberi per Rachele Niola nelle fila del Cus Cagliari. 54% ai liberi in stagione, il primo è sbagliato, segna quasi 4 punti di media, cui aggiunge 4,7 rimbalzi. Un'esperienza anche lontano dalla Sardegna. Vigarano per lei, 1 su 2, 46-29, 4-13
per concludere il terzo quarto, sempre difesa a zona per il Cus, il taglio lungo la linea di fondo di Gagliano, e poi è libera in angolo, preferisce mettere palla per terra contro Caldaro, poi Rondinelli da 2 punti, il canestro, si beve anche questa San Salvatore sul 48-29, e ora il canestro sembra davvero grande per le giallonere, protagoniste di un gran derby fino a questo momento. Ridolfi dalla media distanza, errore, il rimbalzo lungo catturato da Lussu, sola in quella posizione, allora può con calma avviare il gioco d'attacco del San Salvatore. Gagliano sul perimetro, la corte, Rondinelli attacca Tomasovic dal palleggio, va dentro con la mano sinistra, buon recupero difensivo qui di Tomasovic, ma il Cus butta letteralmente il pallone alle ortiche con coach Sciascia che ha pronto un cambio, entrerà probabilmente Santoru. Cordola dalla lunga distanza trova il secondo ferro, poi il taglio di Ridolfi, persa dalla difesa del San Salvatore, 2 facili in questo caso per Giulia Ridolfi, 48-31, più 17, palla in mano San Salvatore Selargius. Lussu per Cordola, ribaltamento per la corte, tripla frontale per Gagliano, parabola altissima che si spegne sul secondo ferro. Tomasovic può correre, poi apre per Ridolfi, mette palla per terra, torna dentro dalla compagna di squadra bosniaca, errore sotto misura per Tomasovic. Gagliano dentro per Rondinelli, sbaglia da sotto, recupera lei stessa il rimbalzo, corregge con il layup da sinistra, 50-31. Il San Salvatore continua a essere padrone di questo derby, non solo dal punto di vista del gioco ma anche dal punto di vista mentale, mentre è tutto pronto anche per un altro ingresso in campo di una giovanissima. Stiamo parlando di Denise Pinna con la canotta numero 10, è già sul cubo dei cambi al pari dell'avversaria. Si tratta di Anna Santoru per il Cus. Intanto time out in campo, chiamarlo è stata la panchina ospite sul punteggio di 50-31 in favore del San Salvatore Selargius. Borsetto a eseguire la rimessa, c'è ancora Sorrentino per il Cus, Santoru accoppiata con Pinna, duello interessante tra giovanissime, in questo caso palla persa però dal Cus, non una grande uscita dal time out nemmeno in questo caso, 2 minuti 5 secondi. Allora per il termine di questo terzo quarto, fin qui ancora interamente a tinte giallonere. Lussu recupera il pallone dopo un istante di apprensione, guarda il canestro, il tiro da 3 punti, Anna Lussu. Che terzo quarto per il capitano che spinge il San Salvatore sul 53-31. Caldaro in punta, Cus ormai sembra fuori da questa partita, manca la fiducia, manca la continuità, manca la cattiveria per una squadra che è scivolata sul fondo della classifica, nonostante abbia un roster interessante, ma roster che non è quasi mai stato al completo nel corso della stagione. Con il rientro di Borsetto, coach Sciascia può finalmente lavorare qualche effettivo in più a propria disposizione. Siamo sostanzialmente al completo se si escludono i problemi in questa fase Federica Madeddu. Poi ricordiamo che sono assenti questa sera anche Gaetani e Aielli, 2 giovani che si stanno facendo apprezzare. Speriamo che possa essere un 2018 migliore per le universitarie, speriamo che il 2018 dia finalmente al San Salvatore quell'approdo alla post season mancato spesso di poco nel corso delle ultime stagioni, ma rimaniamo concentrati su questa partita perché c'è ancora tanto da giocare. Il Cus difende ancora a zona mentre Gagliano fa circolare in angolo per una scatenata Lussu. Rondinelli guarda il canestro, il suo tiro è cortissimo, c'era forse anche un tocco sul braccio al momento della conclusione, prova a correre Sorrentino in contropiede ma il pallone viene intercettato da Lussu che ormai corre veramente ovunque all'interno del campo. Ricezione profonda per Gagliano che ha vantaggio di 10 centimetri su Santoru, costretto a spendere il primo fallo personale della sua partita. Era questo il quarto fallo di squadra del Cus nel terzo periodo di gioco. Rimessa dal fondo allora per il San Salvatore, si propone subito Lussu. Ricezione invece per Pinna
4/5 del quintetto sono sardi in questo momento per il San Salvatore. È una sicuramente nota di merito per la società del presidente Mura, e davvero non ci sono più parole per commentare la prestazione di Anna Lussu. A segno ancora una volta con il tiro che stavolta è da 2 punti, 55-31 più 24. Ora la stoppata, poi prova a correre il San Salvatore che può costruire con calma l'ultimo tiro. Lussu però spara subito, manda sul primo ferro, Borsetto raccoglie 3 secondi al termine del terzo quarto. Borsetto trova solo il tabellone. Allora dopo 30 minuti di gioco il derby è indirizzato sui binari del San Salvatore che sta dominando sul più 24, 55-31 il punteggio. Studio Casa è un'impresa edile specializzata in ristrutturazioni e costruzioni secondo le più accurate e innovative metodologie. Con oltre 500 lavori eseguiti, l'azienda si colloca come leader nel panorama regionale, offrendo un'assistenza alla clientela dalla fase di progettazione e di sbrigo pratiche a quella della scelta dei materiali e della realizzazione delle opere. Forniture dirette dalle fabbriche, lavori in tempi certi con la massima qualità, certificazioni di legge e agevolazioni fiscali. Studio Casa, un unico interlocutore, un'unica garanzia, una scelta sicura. Riprende il gioco al Palaviena, primo possesso dell'ultimo quarto per il San Salvatore che ha avuto tanto dal proprio capitano nel terzo periodo ed è riuscita a scavare un margine di vantaggio davvero importante, molto probabilmente decisivo in questo derby, ultimo turno del 2017. Intanto Santoro è attiva su questa linea di passaggio, pallone comunque recuperato da Pinna, allunga il braccio in maniera irregolare. Una giovane di casa Cus, appena possibile andremo a fornirvi le cifre. Top scorer dell'incontro che è diventata Anna Lussu, 13 punti personali, 11 rimbalzi a testa intanto per Cordola e Tomasovic. Un altro dato interessante, questo non è stata brillante Tomasovic dal punto di vista offensivo, ma il suo consueto apporto sotto i tabelloni lo ha dato, ha invece a tratti giganteggiato la collega e avversaria in canotta numero 8. Non solo presenza sotto i tabelloni, anche tanta energia, prestazione importante per Cordola. Intanto buon gioco a 2 stavolta per il Cus che non si completa, finisce per terra Tomasovic, non arriva nemmeno in questo caso il fischio arbitrale. Continua a giocare con il possesso vestito dal San Salvatore, oltre l'arco Gagliano, le finte e poi la partenza in palleggio contro Caldaro, attirata sull'accenno di aiuto da parte di Borsetto, deve affrettarsi Pinna, molto corto il suo tiro, scade il cronometro dei 24 secondi. Dicevamo miglior realizzatrice Lussu, alle sue spalle c'è Gagliano con 11, sono 10 invece i punti un po' silenti di Rondinelli, che però è stata molto brava anche questa sera al Palaviena, la sua prima uscita davanti ai suoi nuovi tifosi. Dall'altra parte il Cus che ha avuto fino a questo momento gli 11 punti di Caldaro. È stata una partita grigia dal punto di vista offensivo per i tagliaritane, 13 su 47 complessivo al tiro fino a questo momento, con 1 su 6 da 3 punti. Dall'altra parte il San Salvatore invece tirato con 4 su 11, 36% dalla lunga distanza. Tanto attacca Rossi, guarda il canestro Sorrentino, tiro cortissimo però per il Cus, che durante la sosta natalizia cercherà di rimettere a posto ciò che è mancato. Intanto Rondinelli segna con il fallo. Giocatrice solida anche dal punto di vista della struttura fisica, tanta forza nella parte alta del corpo che le permette di tenere i contatti, di realizzare in questo finale che potrebbe
Vediamo ancora il condizionale rivelarsi di garbage time. Coach Sciascia inserisce le sue giovani, esce Sorrentino ed entra Francesca Caddeo con la canotta numero 12, mentre Rondinelli completa il gioco da 3 punti che fissa poi il punteggio sul 58-31. Dicevamo Cus che dovrà forzatamente sfruttare la pausa natalizia poi per rimettere assieme un po' le energie. Il roster non è male, c'è assolutamente il tanto per costruire la salvezza, ci sono le individualità, c'è anche un ottimo allenatore in panchina, dunque potrà farsi valere il CUS, speriamo cancellando questa parte iniziale del campionato. Giocherà per altri obiettivi il San Salvatore, che ha bisogno di continuità, quasi mai mancato nonostante le sconfitte in alcuni frangenti a livello di prestazione. La squadra di Fabrizio Staico, che ha accusato un brutto scivolone solamente in occasione della gara contro Albino, e poi tante sconfitte anche di misura in casa di squadre più attrezzate dal punto di vista del roster. Ha i numeri anche con il rinforzo Rondinelli per puntare in alto la squadra giallonera, cui obiettivo comunque, lo ricordiamo, principale rimane quello di conquistare al più presto possibile la permanenza nella categoria, ma anche il livello generale espresso dal girone nord della Serie A2, a mio personale giudizio, permette di guardare più verso zona alta della classifica che non verso quella bassa, diciamo tra il quinto e l'8º posto in classifica potrebbe inserirsi il San Salvatore. Intanto liberi per Caldaro in lunetta per il CUS. Registriamo anche un altro ingresso in campo con numero 14 l'ex Virtus Matilde Mancini. Ricordiamo anche quelli che saranno i primi impegni del 2018 di queste due formazioni. Il San Salvatore avrà una trasferta a dir poco complicata in casa del Geas Sesto San Giovanni, capolista di questo torneo di Serie A2. Intanto la corte da 3 a segno continua a grandinare sul CUS Cagliari. Dicevamo Geas San Salvatore, CUS Cagliari che avrà un'altra partita non semplice contro Costa Masnaga, ma in questa fase è importante soprattutto in casa provare a far punti contro tutte le avversarie. Prima di questa 13ª giornata, come abbiamo detto, Geas capolista, seguivano proprio Costa Masnaga e Alpo con 20, prova il canestro intanto appoggiando al tabellone Caldaro. Poi seguono Vicenza e Crema con 18, Udine Castelnuovo Scrivia 14, Sanga Milano 12, Marghera e San Salvatore 10, Albino, Bolzano, Carugate e Pordenone 6, Fanola, San Martino e CUS Cagliari chiudono il quadro con 4 punti. Questo, lo ricordiamo, è il quadro relativo ai risultati prima ovviamente di questa giornata, 13ª nel campionato di Serie A2 femminile girone nord, che poi si completa con le sfide tra Pordenone e Udine, San Martino, Castelnuovo Scrivia, Bolzano contro Carugate, Sanga Milano contro Albino, Vicenza contro Marghera e Alpo contro Geas Sesto San Giovanni. Si è già giocata un'altra partita, quella tra Costa Masnaga e Crema, con il successo delle padrone di casa. Ripetiamo, prossime avversarie del CUS con il punteggio finale di 61-54, 5-35 alla conclusione di una partita già decisa. Un altro tema importante è quello del recupero degli infortuni di alcuni singoli per il San Salvatore. Sarà difficile, se non impossibile, vedere Masic prima della conclusione della stagione. Ha accusato una lesione al legamento crociato che sostanzialmente dovrebbe tenerla ferma fino alla prossima primavera. Dovrebbe rientrare invece tra qualche settimana Valentina Fabbri, che ha accusato una frattura al metacarpo, e però al seguito costante della squadra in panchina, come del resto Masic non è in panchina, però è spesso aggregata al gruppo anche in trasferta, non sta facendo mancare il suo apporto alle compagne di squadra per quanto le è possibile dare. Ovviamente questa è la sua condizione a livello fisico. San Salvatore che ha speso un importante intervento sul mercato, come ha sottolineato poi il presidente Marco Mura, grazie anche al sostegno dello sponsor
e anche grazie al legame e buoni rapporti con la società di San Giovanni Valdarno si è riusciti a portare al Palavienna una giocatrice come Rondinelli, che è andata a rimpolpare il reparto del numero 4, che era già, a dire il vero, ben fornito con Cordola e Gagliano, giocatrice però con caratteristiche diverse. Rondinelli sa giostrare sia lontano dall'arco, meglio oltre l'arco, che in avvicinamento a canestro. Si è dimostrata produttiva anche quest'oggi. Intanto bel canestro di Cordola, e in un momento della stagione in gran fiducia Cordola. Qui è in odore di doppia, andremo ad aggiornare al più presto conto delle statistiche di questa partita, mentre Tomasovic va da Mancini, il taglia dentro la giocatrice del CUS. Tomasovic sbaglia, anzi correggiamo quanto detto in precedenza, giocatrice in canotto numero 12, è Caddeo, qui persa la corte, canestro proprio nel momento in cui arriva il fallo tecnico per coach Federico Sciascia. Subentra anche un pizzico di comprensibile frustrazione ora per la squadra ospite nelle fasi conclusive di questo derby, mentre esce Pinna ed entra con il numero 2 Giulia Melis, giocatrice classe 2001, prodotto del settore giovanile, che ha già trovato in precedenza l'esordio in A2 nella partita contro Pordenone, giocando ben 7 minuti. 65-34 il punteggio. Attacca il San Salvatore, palla in mano con la corte per nuova entrata Melis, c'è anche Viola Loddo per il San Salvatore. Qui si prova a innescare in ricezione profonda Rondinelli, palla persa dal San Salvatore. Rossi prova a correre dall'altra parte, cerca di battere dal palleggio la corte, che però tiene bene, era arrivato anche l'aiuto da parte di Melis. Recupera Loddo, che prova ad accelerare i ritmi per il San Salvatore. Loddo prova ad andare dentro, il tiro con la mano destra a un passo dal canestro, era pronto a esultare il pubblico giallonero. Il possesso gestito dal CUS, che non vuole però mollare fino alla fine, vuole ovviamente salvare l'onore della bandiera, vuole cercare di rendere il meno netto possibile il divario in una partita comunque, possiamo dire, senza storia questa sera. Il San Salvatore che ne ha avuto di più fin dal primo quarto. Altri cambi, torna Mura per il San Salvatore, mentre fa il suo primo ingresso in partita Michela Serra. Si sta trasformando pian piano questa una partita giovanile, potrebbe quantomeno essere uno spot per i rispettivi settori giovanili. Schema a testa chiamato da Viola Loddo nell'attacco del San Salvatore. Si apre per la ricezione Melis, il taglio intelligente di Rondinelli, che però poi sulla difesa di Caldaro non riesce a controllare il pallone, rimessa dal fondo per il CUS Cagliari. 3 minuti esatti per la conclusione di questa partita, punteggio che vede avanti, lo ricordiamo, in maniera netta e meritata il San Salvatore sul 65-34, ottenere sotto i 40 punti realizzati il CUS sarebbe una gran notizia per coach Staiko, che cercava delle risposte dalla propria difesa in questa partita. Lo aveva detto del resto Melissa Rondinelli in sede di presentazione del match: dobbiamo migliorare dal punto di vista difensivo, e una prima risposta direi è assolutamente arrivata questa sera al Palavienna. San Salvatore che si appresta a concludere nel migliore dei modi un 2017 abbastanza sereno, dire il vero. Scorso anno è arrivata una salvezza senza grossi patemi, è riuscita per pochi punti a guadagnare l'approdo ai playoff la squadra di coach Staiko, che comunque si è giocato questa possibilità fino a poche giornate dal termine. Qui sbaglia Loddo in penetrazione, si cerca ovviamente la soddisfazione personale da parte delle giocatrici del vivaio quando la partita non ha più nulla da dire dal punto di vista del punteggio. È stato un 2017, dicevamo, tutto sommato positivo per il San Salvatore, al di là poi una piccola parentesi con l'uscita di scena un po' prematura nell'ultimo torneo da parte di Ana Ljubenovic. Ha effettuato delle scelte importanti in sede di mercato il San Salvatore, cambiando un po' i propri piani abituali, prendendo un pivot
atipico come Fabbri, atipico quantomeno per il campionato di Serie A2, prendendo poi un'ala dalla struttura fisica importante come Masic, uscita subito di scena. Non c'è stata certo fortuna dal punto di vista fisico questo anno per il San Salvatore, che comunque chiude bene, come dicevamo, con questa importante vittoria nel derby. Il 2017 del Cuscaglieri invece è stato un po' un anno zero, un anno di ripartenza, dopo che negli ultimi mesi del 2016 era cambiata un po' la compagine societaria, erano cambiati i vertici dirigenziali, si è riniziato, si è ottenuta una salvezza un po' sofferta, i play-out, ma comunque meritata, con coach Sciascia che ha preso la squadra in corsa, ha portato alla salvezza con un gruppo che ha visto crescere in maniera esponenziale nel corso della scorsa stagione. Federica Lesiani, giocatrice a mio giudizio spendibile anche piano di sopra, anche in questo campionato milita in A2 ma vale gradino di sopra. Poi l'apporto di Riccardi, quello di Bungaite, della stessa Niola, un gruppo coeso, è valso la salvezza poi ai play-out nella doppia sfida senza storia sostanzialmente contro Salerno, e poi sofferto inizio di questa stagione a causa degli infortuni. Salvatore che ha vinto, scusate, Cuscaglieri che ha vinto 2 partite fino a questo momento, contro Marghera in casa e poi in trasferta contro Fassi Albino. Curiosamente Albino che ha giganteggiato su questo parquet in una partita a testo però fino a un certo punto. Cus che ovviamente spera di trovare la salvezza anche nel prossimo campionato, per poi magari alzare l'asticella di anno in anno puntando sulle giovani del settore giovanile. Direi che questa può essere una delle note più positive quantomeno nel 2017 del CUS, la crescita costante che abbiamo visto con i nostri occhi da parte di Federica Madeddu e di Lavinia Gaetani, 2 giocatrici su tutte, senza voler far torto alle altre ragazze comunque che si sono espresse su ottimi livelli per il CUS. Valentina e Carlotta Zucca, la stessa Aielli, hanno trovato il campo in maniera produttiva. Ovviamente citiamo anche le ragazze in campo in questo momento, Serra, Santoru, anche con il numero 13 Gallo ha un futuro interessante davanti a sé la squadra universitaria, mentre volge al termine anche il garbage time. Tomasovic va fino in fondo, subisce il fallo, 10 secondi 8 decimi, punteggio inchiodato sul 65 a 38, anzi scusate 65 a 34. Tomasovic in lunetta, segna il primo tiro libero proprio a disposizione la lunga bosniaca, 1 su 2 per lei. Tra qualche istante allora anche il quadro relativo al tabellino finale, mentre Loddo cerca a tutti i costi il canestro, non lo trova anche a causa di un pizzico di sfortuna. Dunque si abbassa il sipario su questo derby vinto facilmente dal San Salvatore con il punteggio finale di 65 a 35, un rotondo più 30 all'interno di un derby, lo ripetiamo, dominato dalla squadra di casa che arriva a quota 6 vittorie stagionali. Dicevamo il tabellino, 10 punti per Cordola che ha conquistato anche 12 rimbalzi totali e dunque chiude in doppia doppia, 13 personali per Lussu, 11 per Gagliano e 14 per Rondinelli. Sono queste le giocatrici in doppia cifra per il San Salvatore. Chiude il CUS con i 14 di Caldaro, unica giocatrice in doppia cifra. Per il resto ci sono i 7 personali mandati a segno da Chiara Rossi. Dalla tua squadra quest'oggi è arrivato un bel regalo di Natale, un derby sostanzialmente dominato, direi che non c'è stata storia. Ma sì, è stata una settimana in cui hanno risposto pienamente alle aspettative che abbiamo provato a creare. Si è parlato tanto di difesa, si è parlato tanto di dettaglio, si è parlato tanto delle potenzialità che ogni giocatrice che ha.
e altro, abbiamo fatto semplicemente questo. Si è parlato di difesa alla vigilia, lo hai detto, ne ha parlato anche Rondinelli nell'intervista di presentazione, e voi quest'oggi avete tenuto i vostri avversari sotto i 40 punti realizzati. Questa è stata una gran bella risposta, al di là poi del gioco in attacco che è stato quasi sempre fluido nel corso di 40 minuti. Sì, allora diciamo che nelle ultime partite anche perse siamo arrivati a fare comunque più di 60 punti. Questo potrebbe essere il piccolo lato positivo. Il grande lato negativo è stato che noi abbiamo preso più di 70 punti, mentre in passato, nelle prime di campionato, noi siamo riusciti a vincere anche delle partite stando sotto i 60 punti. Quindi fondamentalmente era evidente che c'è stato un calo difensivo con delle componenti senz'altro di fisicità per una serie di circostanze che non stiamo qui a ripeterle, dove da un punto di vista mentale e fisico c'è stato un calo, però non poteva essere un alibi. Si è lavorato tanto, si è fatto un esame di coscienza tutti insieme e così abbiamo provato un po' non a festeggiare il Natale ma la Pasqua. Parliamo anche un po' dei singoli. Cordola in doppia, Rondinelli direi ancora bene alla seconda partita con questa squadra, e poi Lussu che ha giocato da capitano un terzo quarto veramente incredibile. No, allora andiamo per Ilenia, sta sostituendo a pieno quello lì che in termini di tempo, di responsabilità, il lavoro che fa Valentina. Solitamente erano delle responsabilità che condividevano. Invece adesso si è calata nelle ultime partite totalmente in quella posizione, totalmente in quel ruolo di grande rimbalzista, oltre ad avere le capacità offensive. Riguardo ad Anna Lussu è stata, uso il termine, dominante. Ci sono stati 8 minuti, 7 minuti suoi dove ha vissuto di percentuali senz'altro importanti. Spero che adesso anche lei prenda fiducia dei suoi mezzi, che comunque possa riconfermare giorno dopo giorno queste prestazioni. E poi c'è l'inserimento di Rondinelli. Melissa Rondinelli senz'altro è stata, uso il termine, catapultata nella nostra dimensione. Vedo che lei è una ragazza molto silenziosa, però gli si legge nel viso che comunque si è inserita a pieno in quello lì che è lo spirito della squadra, delle responsabilità e tutto il resto. Può fare senz'altro meglio. Però il può fare senz'altro meglio non è dettato dal fatto che comunque sia una ragazza pigra o delle note negative, è dettato dal fatto che il tempo a disposizione è veramente poco e si è lavorato tanto nel globale, e quindi potrebbe essere questo. Dove io dico non ha lavorato tanto, 22 punti, non so quanti punti abbia fatto oggi, ha difeso senz'altro per quello che gli è stato chiesto, a difesa, svolgo il compito, quindi va bene così. Piccolo bilancio del 2017, un anno solare che direi può andare in archivio con il segno più, partendo da gennaio e arrivando a dicembre. Allora, senz'altro il cammino qualcosa l'abbiamo senz'altro persa. Ripeto, non voglio recriminare nulla alle ragazze, purtroppo è una componente, non si vive solo di allenamenti ma di circostanze e di squadre avversarie. Senz'altro con Albino è stata una partita che forse abbiamo proprio buttato via. La prima di campionato non la voglio contare, ma poteva essere una partita senz'altro. Posso recriminare, diciamo, queste due mezze situazioni che io giustifico. Poi per quello che ci auguriamo nel 2018, la presa di coscienza di quello che siamo, la presa di coscienza dell'ambiente che avete visto anche oggi, che permette di poter lavorare con serenità, e di fare in modo di essere una squadra, come abbiamo detto all'inizio dell'anno, fare uno step in più. L'anno scorso una posizione, 2 punti ci hanno penalizzato all'ingresso dei playoff, facciamo in modo che quest'anno questi 2 punti in meno non ci siano. Directa Sport, le tue partite in diretta streaming. Directa Sport è la nuova web TV sarda dedicata agli eventi sportivi regionali: calcio, basket, volley, atletica leggera e danza sportiva. Con Directa Sport decidi tu quando e dove vedere vincere la tua squadra del cuore. Se anche tu vuoi trasmettere il tuo evento su www.directasport.it, chiama il 347 45 41 255 o invia una mail a directasport@gmail.com. Con Directa Sport sei sempre al fianco dei tuoi campioni.